Quindi non c'è spazio per Elmas in questa squadra. Cioè, fatemi capire, ma a me va benissimo Gaetano, va bene, ma per Elmas non c'è spazio. Elmas doveva entrare al posto di Anghissà subito. Lì era una cosa logica. Io non capisco. Dai amici bellini, dai. Dai. Si è capito che Oliveira è il titolare di Garcia. Sì, si può dire. E Kvara, attenzione. Bravo il fallo, bene. A vuoto. Ecco qua la rovesciata. Mamma mia, Osimhen. Bravo Lobo. Vai, vai, vai. Politano. Bravo Di Lorenzo, hai fatto bene a tirare. Occhio. Maronna mio palo. No, che mazzo in mezzo alle gambe. Vabbè, ce lo meritiamo. Cioè, subito capito la rovesciata, il palo. Vabbè, ancora. Dai. If you close. Ha toccato pure Di Lorenzo, ma non lo so se entrava. Però le gambe di Beretta, andiamo. C'è Arthur a uomo sullo podcast. Se noi riusciamo a scavalcare con un paio di triangolazioni, c'è il buco di là. Si può fare. Bravo Politano. Vai Kvara. Oliveira. Eccolo. Kvara. Provaci col sinistro. Eccolo. Zielu, non dormire. Bello Kvara, vattene. Sto Coyote è proprio forte. Attenzione Nathan. Bravo Osi, fallo. Dai, i contropiedi contro la Fiorentina li devi sfruttare. Vai Osi. Buono. Vai Kvara. Mannaggia. Eccolo. Oliveira. E dai. Non è fuori gioco. Mannaggia. Voglio, è buono. Sta dietro Osimhen. Sta dietro proprio. Vai tranquillo che Osi è dietro Oliveira quando tira. Io tanto me lo scrivo. Poi se lo volete toglietelo, ma fuori gioco. Strano. Il fuorigioco quando gli rimbalza su Kvara. Non era qua. Però vi fa capire quando questi prendono il contropiede li devi ammazzare, calcisticamente parlando. La caviglia di Di Lorenzo. Prima si va meglio. Bravo Kvara. Se superi il primo pressing te li fai. Dai. Vai Lobo, fino in fondo. La botta. Anghissà, muscolare. Ciao. Raspadori. E vediamo se è una cosa che cambia la tattica proprio della situazione. Vai Lobo. Buonaventura. Tutto il campo si è fatto. Bravo Raspa. Bravo Kvara, vai Raspadori, vai. Zielinski. Mediano. Vai Di Lorenzo. Vai Dilo, mettilo bene. Kvara. No. Bravo Kvara. Non ti buttare a terra, gioca a pallone. Mamma mia, Osticardo. È così no, Raspa. Cioè vi rendete conto che se il pressing lo fa solo Osimhen si stanca solamente e siamo scollati. E ci sta la scelta di piano gara, di fare il pressing oppure no? Male il Napoli, male. Siamo messi male in campo, sbagliamo passaggi elementari, soffriamo questo pressing, male. Ha battuto! Io non lo so se è normale questo salto, perché la palla non la prende mai. Si butta addosso. Più lo vedo e più attenzione. No, perché poi alcune partite si sbloccano in modo strano, ma non meritiamo, non fa niente. Sì! Ecco il rigore. Per forza. Che gli vuoi dire a Osi? Si sta facendo un mazzo così da solo. Se l'ha pigliato un pallone. Beh. Due cocomeri così! Fatemelo dire, due cocomeri così! Bravo Osi, con esultanza, allora esulta! Pure l'aveva intuito, però il tiro è forte. Questa infognatura. Bene o male che l'arbitro ha fischiato, perché si torna ai fazzoletti. Ma lasciate i we like, perché così il secondo tempo molto meglio. Vero che è andato molto meglio. Dai amici bellini, dai, non esiste proprio. Mo si deve vedere il lavoro di Garcia, che deve aver sistemato il 4-2-3-1 se Raspadori, perché il pressing deve essere di tutta la squadra, altrimenti
Ci vorrà anche molta pazienza, eh. Magari questi dovrebbero essere un po' più stanchi, anche se ne hanno cambiati tanti. Più stanchi di noi. Da come si inserisce Martinez quarta, come ne avevamo parlato. È rimasto punta centrale. Oi. Bravo Nathan. Bravo Simen. Com'è bello Zielinski col sinistro. Attenzione, Icone no, eh. Icone no! Icone segna un gol all'anno. Icone palo. Mannaggia, mannaggia. Bravo Nathan, bravissimo Nathan. Pigliate sta palla, Zielu. Bravo, bravo, sì, bravo. Ha avuto terraccia. Un po' all'ultimo. Bravo Politano, ti fa tutto campo. Vai Kvara, girati e tira. Mannaggia. Siamo tutti storti. Solo Icone, solo. Maronna, Politano, Caiust. Quindi Raspadori torna sulla fascia. Perché non è che stava andando poi così bene questo 4-2-3. Pigliate sta palla, Simen, bravo, bravo, vai, vai, vai. Vai, no! E chi ci sta? Accompagnatelo! Mannaggia! Ma quindi queste cose ne devi approfittare però! Proprio tipico Fiorentina, voglio questa partita era leggibilissima, ti attaccano forte, fanno errori in difesa, bisogna punirli! Raspadov, sto passaggio di ritorno per Caiust è male proprio! Bravo Kvara! Bravo Zielinski, vai Kvara, solo tu! Bravo! Dai Oli! Ma c'era un Simen, perché non gliel'hai dato? Mannaggia! Facciamo un fallo, pigliamoci sta palla, facciamo fallo, dai! Bravo Nathan! No, Caiust, maronna, vuoto! Nathan, non mollare! Bravo Nathan! Palla, gioca! Bravo Nathan! Da solo, ecco qua! E facciamo gli applausi alla Fiorentina! Facciamo gli applausi alla Fiorentina! Facciamo gli applausi alla Fiorentina! Oliveira proprio, tieni! Vai Osi! Bravo Zielinski! Brutta palla di Oliveira per Kvara. Brutta palla. Questo è quello che io vi dico quando la qualità di Mario Rui rispetto a quella di Oliveira. Proprio la palla, il contagi, la precisione nei passaggi. Bravo. Bella palla di Nathan. Vai Caiust. Non vi preoccupate, adesso entra Lozano. Dovete capire il sarcasmo, perché a destra Raspadori cambi tutti da scoprire. Perché Lindstrom, Zielinski, Osimhen, Simeone, Lobotka, Gaetano. Praticamente Caiust e Gaetano a centrocampo e Raspadori sotto punta. A meno che non è Raspadori in mezzo alla destra, ma siamo lì, insomma. Coyote. Quindi non c'è spazio per Elmas in questa squadra. Cioè, fatemi capire, ma a me va benissimo Gaetano, va bene, ma per Elmas non c'è spazio. Elmas doveva entrare al posto di Anghissà subito. Lì era una cosa logica. Io non capisco. Vai Oliveira, dai. Mannaggia. Bravo Ostigar. Vai Kvara, te l'hai fatto. Raspadov, perché non hai tirato? Fammi capire perché non hai tirato. Stai solo tu. Michu vibes, Michu non ha tirato. Kvara a destra, Lindstrom a sinistra è un momento? È un caso? Oppure ci stiamo provando? Simeone! Si è fatto male Nathan, solo vedi inginocchiato. Bella palla, vai Oliveira! Dai Caiust, e come te la sei allungata. Bravo Kvara anche a destra. Dai! O gol Nico Gonzalez. Giusto, giustissimo. Prende un colpo, fa finta di morire, si accascia a terra. Giusto così. Voglio, deve essere pesante, altrimenti noi giustifichiamo sempre, cerchiamo di trovare qualcosa di interessante. Ma però bene Nathan. No, ragazzi, male il Napoli, molto male. Ogni tiro è gol, sappiatelo. Mamma mia Lindstrom. Pia. Ignazio Pia Lindstrom. Dritto da solo verso il fondo. Ignazio Pia. Non gridare, io devo dire che non gridare, è un pianto greco. Da New York valero più di tutto. I like li lasciate per me, onestamente ne andiamo a parlare live. È pianto greco-romano.